persa. Amici dell'Hockey Pista, buonasera, benvenuti sul canale della Federazione Sport Rotellistici. Siete in collegamento con il Palaso Maschini di Seregno, terza giornata del campionato di Serie 2. A far visita al Seregno questa sera c'è Azzurra Novara. Vado quindi se volevi dire formazioni, schiacci qua è attivo. Aspetta. Vado quindi a leggere le formazioni. Iniziamo con gli ospiti. I portieri numero 12 Bernardelli e numero 14 Cigalone. Per il Novara numero 3 Brusa, numero 13 Silvestri, numero 9 Gallotta, numero 8 Ortiz, numero 21 Mele, numero 96 Maniero, numero 6 Stefani e numero 4 Fortina. L'allenatore è Paolo Campanati. Per il Seregno i portieri numero 10 Dimone e numero 12 Reggio. I giocatori 4 Cirino, 36 Febbo, 3 Fiazza, 11 Giordano, 19 Tessarolo, 37 Travattoni, 17 Luca Tremolada, 33 Marco Tremolada. L'allenatore è Luca Giaroni. Buon divertimento e buon divertimento al pubblico presente. Tutto pronto quindi per iniziare questa partita. L'arbitro dice che è tutto pronto, la prima azione sarà appannaggio dei giocatori in maglia azzurra del Novara. Novara che schiera il portiere Bernardelli. Subito il tiro del numero 8 Ortiz. In pista anche vediamo Maniero. Seregno subito avanti con Cirino. Bernardelli è rapido a chiudere. Concludiamo i quintetti. Dopo Ortiz e Maniero vediamo in pista Stefani e il numero 3 Brusa, mentre Seregno davanti a Pippo Dimone schiera Luca Tremolada, Edoardo Febbo, Mattias Cirino e Mauro Fiazza. Si gioca già da un minuto, un avvio che promette ritmi abbastanza interessanti. Il primo tiro è di Brusa, niente di fatto. Novara ancora in azione, 4 secondi per andare al tiro e Stefani decide di non tentare nemmeno, butta la palla in tribuna. Sarà il segno di partire, 1 minuto e 15 giocati, fase di veloce studio ma ancora di studio. Febbo partito in quintetto questa sera. Seregno che deve fare a meno dello squalificato Capitano Alberio. Cirino tenta l'azione personale sulla destra. C'è Marco Tremolada. E ancora Novara a dettare il ritmo. In questo momento Novara che è una formazione uscita, fallo, primo fallo di squadra del Seregno. Dicevamo Novara formazione uscita particolarmente rinforzata dal mercato
invernale, beneficiando delle uscite di Stefani Di Maniero dal Vercelli, oltre che del portiere Bernardelli dal Breganze. Squadra ambiziosa, che sta assumendo l'iniziativa. Seregno in questo momento pronto a chiudere. Il tiro di Maniero si perde sui parastinchi di Febbo, lo stesso Febbo a ripartire. Da Febbo Cirino indica di servire Marco Tremolada, scusate, in profondità. Indecisione di Fiazza, un tiro pericoloso di Ortiz. Primo intervento impegnativo della serata di Dimone su Ortiz. Sul capovolgimento di fronte Bernardelli chiude un po' più agevolmente, solo di piazzamento su Marco Tremolada. Ed è ancora Novara. Maniero, Ortiz, Maniero gira abbastanza velocemente la palla, la formazione in maglia azzurra, che attacca alla sinistra a destra i vostri teleschermi. Lunga fase di preparazione del Novara, che però perde palla. Sul capovolgimento tenta Cirino, viene chiuso. Cirino riesce comunque a difendere la sfera. Lo attacca con vigoria Brusa, ma senza fallo. È Cirino quindi che ha il compito di impostare. Ora si invola sulla sinistra, lo accompagna Brusa. Il tiro di Cirino, la posizione molto profilata. Fiazza non ha il guizzo per chiudere. Fiazza, e sul capovolgimento è Stefani a impegnare ancora Dimone. Nell'azione precedente Fiazza disturbato di esperienza da Maniero. C'è un'importante differenza di età e quindi di esperienza tra le due formazioni in pista. Segno squadra giovane, assolutamente under 23, ma under anche di più. Ancora Dimone su Ortiz. Fiazza, il tiro di Fiazza. Viene rimpallato, ancora Fiazza, che imposta su Febbo. Cirino registra il ritratto in questa fase. Cirino punta l'avversario, serve Tremolada che fa sponda indietro per Febbo. Fiazza, il centro di Tremolada, non arriva a Febbo. Provvidenziale l'intervento di Ortiz, che permette a Brusa di impostare la nuova azione per i suoi. Chiuso Brusa, rapido capovolgimento di fronte, non trova il bersaglio Cirino, non trova la palla Tremolada. Ancora Tremolada, 1 contro 1 con Maniero. Tenta l'alza e schiaccia. Troppo alta questa palla di Marco Tremolada. Su all'infrazione per palla alta. Sono passati 5 minuti e 50. Partita gradevole. Partita assolutamente gradevole, ritmi abbastanza interessanti, diversi gli spunti in attacco, più impegnato Dimone di Bernardelli. Bernardelli se l'è cavata soprattutto con la posizione fino adesso. Dimone ha dovuto cavarsela con qualcosa di più. Comunque Seregno vuole parlarci sopra, ci vuole parlare sopra Giaroni. E il motivo di questo time out che ora si è concluso. Time out anche l'occasione per asciugare un po' d'acqua
che si era dispersa qua e là sul legno del Palazzo Maschini di Seregno. Tutto pronto per riprendere. Si parte in difesa per l'infrazione di palla alta fiscata a Marco Tremolada. Rapido controllo dei giocatori in pista. È entrato Gallotta. Nel Novara è entrato Gallotta. E c'è ancora una risposta di Limone a Giorgio Maniero, mentre Gallotta ha preso il posto di Stefani. Primo cambio per i novaresi con Gallotta. Tremolada cerca un filtrante per Febbo che non ha fortuna. Ancora Tremolada, il contrasto con Gallotta. La palla esce sull'intervento di Gallotta, quindi la ripresa del gioco sarà affidata ai giocatori in maglia bianca del Seregno, che provano ancora a impostare. Fallo di Brusa sull'inserimento di Febbo. Rapido il tiro di Fiazza, che però non sorprende Bernardelli, ancora piazzato in maniera egregia. Ed è allora Maniero che dialoga con Ortiz. Ortiz controlla la pallina dietro la porta e poi riapre verso Brusa. Ortiz 1 contro 1 sul Cirino, lo raddoppia Febbo, palla in mezzo, Dimone ferma Brusa 2 volte. Attento Dimone sia sul passaggio che sul rimpallo. E salva ancora i suoi. Si gioca ormai da 7 minuti abbondanti. Siamo ancora 0-0, partita gradevole, difese attente, attacchi che provano a proporsi, la verticalizzazione di Febbo che poi dialoga con Tremolada, Cirino, Bernardelli lo chiude, un po' con le buone, un po' con le cattive, tutto regolare, si dice l'arbitro, che non fa una piega neanche sul volo di Marco Tremolada. E poi la conclusione di Febbo, ancora troppo centrale per l'abile piazzamento di Bernardelli. Cirino! E questa volta grande parata col guanto sinistro di Bernardelli. Cirino aveva approfittato di una palla vagante, gran bella conclusione, gran bella parata. Ancora Bernardelli che libera la sua area, vediamo se Novara trova il contropiede, non trova il contropiede. Trova invece un fallo di Ortiz. E adesso è Paolo Campanati che vuole dire qualcosa ai suoi. Quando abbiamo già giocato 8 minuti e 7 secondi qui al Palazzo Maschini di Seregno. Siamo ancora sul punteggio di 0-0, partita che si sta facendo piacere. Un paio di interventi importanti dei portieri, che comunque davvero sono molto sollecitati su entrambi i fronti. Difese molto aggressive però. Tutto pronto per riprendere, rientra il Novara senza cambi. Nessun avvicendamento anche nei giocatori in maglia bianca del Seregno. Il tiro di Brusa è ancora Novara, tiro molto forte di Brusa. Niente di fatto, riparte il Seregno. È Cirino sul fronte sinistro, si propone in mezzo Febbo, ma Ortiz non gli lascia quel mezzo metro che sarebbe necessario per emergere. E allora imposta la manovra Cirino sulla sinistra.
Ancora un ottimo intervento dell'estremo sevegnese, questa volta la palla finisce lontana. Estremo sevegnese, contropiede Cirino! Contropiede del Seregno, azione in verticale individuale di Mattias Cirino, 9-13, Seregno avanti, 1-0. Il tiro rasoterra di Mattias Cirino alla sinistra del portiere Bernardelli che non l'ha potuto, azione in verticale in controfuga del Seregno e siamo 1-0 per i padroni di casa quando sta per spirare il 10° minuto del primo tempo. Con Febbo che raccoglie la palla, imposta per Fiazza, il tiro di Fiazza, azione verticale di Fiazza, la traversa, gli dice di no. E intanto ancora Seregno, ancora Febbo sulla destra, momento di pausa che ci consente di accusarci di un errore che ci accusiamo dopo. Il tiro di Cirino è alto, ci accusiamo di un errore compiuto fino adesso. Il portiere del Seregno non è Dimone ma è Reggio. Il portiere partente del Seregno è il numero 12 Leonardo Reggio. Ci scusiamo con lui innanzitutto e con tutti voi che siete all'ascolto. Ci perdonerete se non l'abbiamo riconosciuto con paraspalle, casco, gambali e quant'altro. E ripartiamo con la telecronaca. Fiazza, Febbo, Cirino, adesso Seregno ragiona. Cirino appoggia all'indietro per Febbo, Febbo tenta la sorte sulla destra, dialoga con Cirino, si propone Febbo in mezzo, ma non gli lasciano spazio, allora Cirino riapre indietro, Febbo salta il suo diretto marcatore che nell'occasione è il nuovo entrato e sul capovolgimento di fronte il palo di Galloppa. Solo ora Febbo, Bernardelli lo chiude un po' con le ruvide, tutto regolare, non protestano i giocatori in pista. Cirino sulla sinistra tenta di giocare di sponda con Bernardelli, non ce la fa. E allora può ripartire il Novara. Maniero Ortiz, Maniero in mezzo all'area, sbroglia la difesa del Seregno. Palo di Fiazza poco fa. Seregno che quindi legittima il vantaggio per adesso limitato all'1-0 quando sono quasi 12 minuti giocati. Maniero sulla destra, controllato da Fiazza che non gli lascia spazio. Seregno difende molto stretto, il tiro questa volta di Brusa che non trova lo specchio della porta, può ripartire Cirino. Cirino 1 contro 1 contro Fortina che è entrato in questo momento. Blocco irregolare di Febbo, dice l'arbitro. Febbo su Fortina. Ampie rotazioni del Novara in questo primo tempo. Seregno gioca con gli stessi 5 dell'avvio. Maniero sulla destra. Gira intorno alla porta, Brusa, Maniero, il suo tiro, si perde alla destra di Reggio, era un bel tiro, aveva trovato il varco giusto Maniero, ma non la precisione sul capovolgimento di fronte. Anche questo tiro di Febbo si perde alla sinistra del portiere, ma è ancora Seregno con Marco Tremolada. Fiazza, blocco di Febbo che
che segue, ma esce Brusa, palla arriva Maniero, blocca molto bene la pallina Reggio, poi la trattiene, inevitabile contesa. Palla trattenuta dal portiere, quindi contesa. Cirino e Brusa la meglio. Novara ora che attacca con Maniero si accentra, il tiro di Maniero ed è gol! 13 minuti e 29 secondi. Maniero a metà pista. Il suo movimento sorprende la difesa, può tirare dalla tre quarti del fronte offensivo senza nessuna opposizione, diagonale, da sinistra verso destra. Nulla può Reggio, quindi siamo 1-1, partita di nuovo in parità, 11 minuti e mezzo da giocare. Maniero fino a questo momento il migliore dei suoi, legittima questa ottima prestazione con una rete di pregevole esecuzione, diagonale dopo essersi smarcato. E adesso Mele impegna ancora Reggio, che devia coi gambali, la palla poi si ferma sulla parte posteriore della rete. Sembra pronto a entrare Tessarolo. Probabilmente ha visto che c'è qualcuno che deve rifiatare. Invece no, Geroni non chiama il cambio. Tessarolo rimane lì e riparte il Novara. Stai vicino. L'allenatore del Seregno raccomanda ai suoi di marcare in maniera ravvicinata tutti gli avversari. Il tiro di Brusa viene contratto da Fiazza. Il tiro di Maniero viene questa volta ripallato pure lui da Cirino. Scivolano via i 45 secondi. Novara non riesce a tirare. Ottima prova di concentrazione del Seregno, che non concede il tiro agli avversari. Ed ora l'ingresso di Tessarolo a far rifiatare Febbo. Primo cambio del Seregno che arriva quasi dopo 15 minuti. Cirino, Fiazza, tenta la manovra ragionata il Seregno in questa fase. Fiazza sul fronte sinistro, Marco Tremolada, la mette in mezzo, prende in controtempo Tessarolo che però può recuperare e dare nuovo spunto all'azione dei suoi, ma anche qui terminano i 45 secondi senza che nessuno tiri in porta. E allora è Novara a impostare. Dopo il pareggio il ritmo è leggermente sceso, le squadre tentano un hockey un po' più ragionato. Il tiro di Ortiz, la palla si impenna. C'è la deviazione di Mattias Cirino, quindi l'azione sarà del Novara che ha ancora 21 secondi per andare al tiro. Vediamo i novaresi con Maniero gira dietro la porta, cerca di impostare Maniero. Assiste Ortiz all'esterno, un grande tiro di Ortiz, ma Reggio mette il guantone là dove andava messo. Intervento plastico e spettacolare. Cirino, scusate, tenta l'azione personale, viene fermato ma mantiene il controllo della palla. Il tiro di Cirino, la parata di Bernardelli. La parata di Bernardelli, riparte il Novara con qualche difficoltà, ma va al tiro questa volta Ortiz. La girata a spalle alla porta, ma Reggio
è sicuro nel posizionamento, protegge il suo primo palo. Fiazza, il tiro di Fiazza rimpallato da Fortina, palla recuperata dal Novara che ora riparte. Si accentra ancora Maniero, stesso movimento di prima, questa volta i difensori del Seregno sono efficaci. Ortiz chiuso nell'angolo, il lancio di Brusa in mezzo a tentare a cercare la deviazione volante di Fortina, palla troppo alta, infrazione per il Novara e time out chiamato da Luca Geroni. Sono 17:17 il tempo giocato, siamo sul punteggio di 1-1, una partita che ha vissuto dei momenti interessanti, devo dire, buon ritmo, squadre che attaccano con ordine e geometria, senza frenesia, difese attente, molto aggressive in senso agonistico, partita molto corretta, 4 i falli di squadra fischiati fino adesso, 3 per il Seregno e 1 per il Novara, quindi sicuramente gara agonisticamente interessante ma assolutamente corretta. Seregno che ora manda Marco Tremolada in panchina per un momento di fiato e entra in campo Andrea Giordano. Si riparte, 7:40 da giocare, la palla si perde fuori, l'ultima deviazione, dice l'arbitro, non c'è, il tiro uscito è quello di Cirino, la palla si è andata a perdersi in un angolo remoto del Palazzo Maschini, quindi un momento di ricerca della palla perduta e si riparte con Fiazza che spezza una manovra in verticale del Novara. Cirino, il suo tiro, Bernardelli ancora pronto, riparte il Novara, Brusa, Maniero, Brusa, Ortiz, Maniero, tentazione personale che prima aveva pagato, fermato Maniero, Ortiz parte da lontano, il suo tiro, trova i parastinchi di Cirino, ancora Novara, Maniero, Brusa, Novara tenta una manovra un po' più veloce e avvolgente, non riesce nell'impresa. Segno riparte Giordano, un po' lento Giordano nel controllo, ne approfitta Brusa e non riesce a rifiatare la difesa del Seregno. Giordano questa volta ferma Fortina, riparte Giordano, Cirino, la parata di Bernardelli. Buona ordinata l'esecuzione di questo contropiede 2 contro 1. Il tiro di Cirino però non ha sorpreso l'ottimo Bernardelli e sul capovolgimento di fronte è Reggio a dire di no a Maniero, ma è ancora Novara. Azione personale di Ortiz che però viene accompagnato all'angolo da Fiazza. Ora Maniero, Ortiz si accentra, rimpallato il suo tiro, sarà rimessa a favore del Novara, si gioca da quasi 20 minuti qui al Palazzo Maschini di Seregno, siamo 1-1, partita assolutamente gradevole, molto equilibrio tra le due squadre, con Novara più propenso a gestire la manovra, Seregno magari
un po' più alla ricerca di capovolgimenti di fronte, però risultato equo in questo momento. Siamo 1-1 quando Cirino ragiona a centropista con Fiazza, chiama palla Tessarolo, Cirino tenta di puntare Maniero lo accompagna all'esterno, ancora Cirino, azione personale, la butta dentro, non segue il movimento Fiazza che però recupera in angolo, Fiazza contro Maniero, Fiazza, l'assist di Fiazza per Cirino che non trova clamorosamente la porta da pochi centimetri, grandissimo assist di Fiazza per Cirino, azione sprecata, veramente un'occasione sprecata dal Seregno e sul capovolgimento di fronte. Un fallo un po' generoso concesso da Scozia a Gallotta, però Seregno non si è perso d'animo, ha recuperato il tiro di Tessarolo, rimpallato in mezzo all'area, contropiede del Novara ed è bravissimo ancora Reggio a spezzare il contropiede, il tiro ed è gol! Sul capovolgimento di fronte Reggio aveva interrotto un passaggio che doveva finire a Gallotta, ma sul proseguo dell'azione la pallina è arrivata sulla stecca di Brusa, diagonale dal basso verso l'alto, da destra verso sinistra, là dove Reggio non poteva arrivarci. Giocati 21 minuti e per la prima volta Novara in vantaggio per 2-1, per la prima volta in questa partita. La rete di Brusa pochi secondi fa su un capovolgimento di fronte gestito dal Novara con buon ritmo e indiscussa efficacia. Adesso toccherà al Seregno gestire un po' la manovra da Giordano a Tessarolo. Seregno in questo momento chiamato a gestire il passaggio in mezzo di Cirino, coglie in controtempo Giordano, contropiede del Novara, Fiazza ferma tutti, riparte con Giordano ha qualche difficoltà di controllo ma poi trattiene la palla, la recupera, il suo passaggio a Fiazza è impreciso e quindi sfuma ancora questa opportunità per il Seregno. Il tiro di Maniero non sortisce effetti, Giordano può cercare fallo, Fiazza lo trova assolutamente questo utile fallo che permette al Seregno di tirare un attimo il fiato, raccogliere le idee, ma soprattutto impostare al limite dell'area avversaria. Sulla palla Cirino, alle sue spalle Giordano e Fiazza per riceve Fiazza, è uno schema, il tiro di Giordano, bella l'idea, meritava miglior mira questo tiro. Era uno schema ben eseguito, anche se la conclusione di Giordano era piuttosto imprecisa. 2:35 ancora da giocare, Novara 2, Seregno 1, piemontesi in avanti, Giordano contro Gallotta, lo ferma e il fallo, dice Scozia, è di infrazione, non fallo, dice l'arbitro che è di Gallotta, no, era fallo, l'arbitro ha concesso fallo. Attenzione Novara, Fiazza è lesto a spezzare una trama confusa che poteva mettere Maniero in condizione di segnare. Ancora Maniero, gol!
23-04. Maniero sulla tre quarti del fronte offensivo. Giordano gli lascia 1 metro. Tiro secco e preciso, analogo al precedente. Diagonale da sinistra a destra, ancora incolpevole Reggio. Seregno prova subito a rialzare la testa. Tessarolo la mette in mezzo, Fiazza non viene intercettata la pallina. Novara adesso imbaldanzito dal doppio vantaggio. Gallotta sulla destra, lo punta Tessarolo. Brusa, Maniero controlla la palla. Brusa elude il controllo di Cirino, ma deve andare verso l'angolo. Alla fine Cirino l'inviene su di lui, recupera. Ultimo minuto. Fiazza tenta l'azione personale, vola a terra. Non ci sono irregolarità. Ma è ancora Seregno, 2 contro 1. Cirino, Fiazza. Bernardelli, ottimo Bernardelli in uscita. Bel contropiede del Seregno, ma ottimo Bernardelli in uscita. Ancora Seregno, Tessarolo, rimpallato il controllo di Tessarolo. Squadre molto allungate, Maniero sospinto da Giordano dietro la porta. Maniero la butta in mezzo, non è né un tiro né un passaggio. Non trova. 10 secondi alla fine. Cerca l'ultimo tiro Novara. Gallotta, contratto da Giordano. 1 secondo, il tiro viene rimpallato e suona la sirena al Palazzo Maschini. Con i primi 25 minuti di gioco. Il tabellone dice Novara 3, Seregno 1. Le reti per il Seregno Mattias Cirino per la rete dell'1-0. Per Novara doppietta di Maniero e rete di Matteo Brusa. Le squadre sono andate negli spogliatoi e noi ci prendiamo una pausa, ci sentiamo fra una decina di minuti circa. Il coraggio di affrontare le sfide traccia la strada per raggiungere traguardi sempre più ambiziosi. La passione rende unico ogni momento. Condividiamo le emozioni che solo lo sport ci regala. Le lacrime versate sotto la pioggia, la gioia di una notte indimenticabile. Stadi, città, persone, tutti protagonisti del gioco. Insieme camminiamo lungo le strade che abbiamo costruito e raccogliamo i frutti seminati nel nostro percorso. Responsabilità e determinazione ci migliorano, ma soltanto uniti contribuiremo a una migliore visione del mondo. Per vedere crescere i giovani talenti, per dare voce alla passione comune, per essere pronti a tendere una mano. Costruire insieme qualcosa di significativo è il motivo per cui scendiamo in campo. Perché lo sport è un terreno fertile dove far crescere qualcosa di importante, per fare davvero la differenza.
Lasciamo il segno. Insieme.
Eccoci gentili amici, nuovamente collegati col Palazzo Maschini in Seregno, quasi tutto pronto per iniziare il secondo tempo di questo Azzurra Novara Seregno, valida per la terza giornata del campionato di Serie 2. Il punteggio vede gli ospiti piemontesi in vantaggio per 3-1. Tutto è pronto per ripartire. Seregno in pista, Fiazza, Marco Tremolada, Giordano e Cirino, il portiere Reggio. Cirino subito alla conclusione. Novara risponde con Bruso, Ortis, Fortina e Maniero. Vediamo Fiazza col portiere Bernardelli, che è molto piaciuto tra l'altro questa sera. Come senso il tiro di Giordano. Il tiro di Giordano viene rallentato da Brusa. Ancora Giordano. Fiazza. Tremolada. Fiazza. Il tiro di Fiazza. Non riesce la deviazione volante a Cirino, che però recupera. Cirino si accentra, Cirino, insistita azione personale, l'appoggia a Fiazza, Fiazza lancia in mezzo per Tremolada, Tremolada recupera la pallina, ma è Novara che si distende in controffensiva. Fortina, Brusa, Maniero, Ortis, e adesso tenta un hockey più ragionato il Novara, forte di un doppio vantaggio. Il tiro di Maniero viene rimpallato, il tiro di Brusa, Reggio ancora presente sulla partita. Giordano distende i suoi, Cirino, Fiazza, butta avanti la palla Fiazza, serve Marco Tremolada. Marco Tremolada tenta il filtrante che si spegne piano piano sulla stecca di Bernardelli. Ancora Novara, 2 minuti giocati, Novara 3, Seregno 1. Siamo al Palazzo Maschini di Seregno. Brusa, Maniero si accentra, tenta la verticalizzazione su Brusa, lancio molto impreciso. Ancora Novara in avanti, Reggio si trova la pallina in mezzo ai gambali e libera, affidando a Tremolada il compito di rilanciare, di distendere la controffensiva. Tremolada, azione personale, Tremolada chiuso da 3 avversari. Saggiamente affida a Cirino, tenta di verticalizzare con Fiazza, contropiede del Novara, Fortina contro Reggio. Reggio salva il risultato, ottima la risposta di Reggio. Fortina sul capovolgimento di fronte, altrettanto ottima la risposta di Bernardelli su Tremolada, e ancora Fortina e ancora deviazione di Reggio. Squadre un po' allungate. Tiro di Cirino, deviazione inefficace di Tremolada, ancora Seregno. Fiazza. Bernardelli ha il guizzo giusto con la mano col bastone, blocca il rasoterra, che era lento ma insidioso. 4 minuti giocati, Seregno 1, Novara 3. Ortis, Mele, Brusa, Mele, chiuso da Giordano. Ortis sul binario di sinistra, Ortis gira dietro la porta, Ortis, 3 secondi per andare al tiro il Novara, tenta il tiro Maniero,
rimpallato da Fiazza. L'orologio di 45 secondi suona, 4 minuti e mezzo giocati. Sarà il Seregno a tentare di impostare la manovra alla ricerca del gol che dimezzerebbe lo svantaggio. 3-1 per i piemontesi. Fiazza gestisce la pallina, la affida a Giordano. Tremolada raccoglie, esce, torna indietro. Fiazza alla metà pista, diagonale di Fiazza. Marco Tremolada non ci arriva e riparte Novara con le squadre allungate. Il tiro di Mele, ottimo Reggio. Maniero, Ortiz parte da lontanissimo, verticalizza tutta forza, ma è molto reattiva la difesa del Seregno che lo chiude. Cirino, azione personale di Cirino, il tiro di Cirino, Bernardelli blocca e poi la pallina e poi la disimpegna sull'arrivo di Tremolada, capovolgimento di fronte, Reggio su Mele. E ancora capovolgimento di fronte, Tremolada, fermato da Mele. Cambio, capovolgimento di fronte, ancora Mele. Squadre che si allungano in un attimo in questo frangente, tiri in porta che si susseguono da una parte all'altra, rendendo anche complicata la vicenda del telecronista che deve seguire tutto. Ci pensa Reggio a concederci un attimo di fiato, chiedendo il minuto tecnico per asciugare la visiera del casco. Tutto a posto, si riprende. Novara in attacco, Mele, Brusa, Maniero, Ortiz. Maniero puntato da Fiazza, Maniero salta Fiazza, poi appoggia su Mele, Mele marcato da Cirino, arriva Ortiz dalla lontanissima, lo aspetta Giordano, il tiro di Ortiz rimpallato da Cirino giunto in raddoppio, Cirino è già dall'altra parte, azione solitaria, Cirino serve Fiazza, pronto ma lento il tiro, ancora Bernardelli che non si fa sorprendere. Ancora Fiazza e ancora Bernardelli. Doppia opportunità per il Seregno che arriva molte volte alla conclusione. Ma per battere questo portiere occorre un tiro veramente fatto bene. Non basta tirare, occorre farlo con precisione e convinzione. Capovolgimento di fronte, un cross di Maniero. Senza pretese, il tiro di Brusa, un rimpallo, la palla è alta, l'arbitro lascia proseguire, Tremolada appoggia su Fiazza, Tremolada, vediamo se sceglie di accentrare, no. E intanto è entrato il numero delle file del Seregno, spazio anche per il numero 37, Giorgio Trabattoni, esordio in campionato per lui in questo frangente. Fallo di Fiazza, ma serie di pasticci. C'è stato uno scontro tra Fiazza e Brusa. Colpo involontario, assolutamente involontario di Fiazza a Brusa. Involontario ma doloroso. Brusa ha accusato il colpo, dinamica assolutamente di gioco, assolutamente involontaria, ma il colpo c'è stato. Brusa non crede all'involontarietà della dinamica. Campanati porta con molta saggezza, chiama un time out
per placare gli animi. 7,45 giocati, Novara 3 Seregno 1. L'arbitro Scozia va a raccomandare calma a Brusa. Che comunque ha avuto la reazione più plateale, lanciando la stecca. L'arbitro decide di chiudere tutto senza adottare provvedimenti, ma solo con richiami verbali. La rimessa in gioco sarà del Novara, che gestiva la pallina prima dell'interruzione. Quindi ancora Novara. Brusa lancia in diagonale per il numero 6 Stefani. Trabattoni, azione personale di Trabattoni sulla sinistra, Bernardelli neutralizza. Due contro uno del Seregno, Fiazza, Cirino, frettoloso il tiro di Cirino, non prende bene la mira, si salva Bernardelli. Fiazza contropiede solitario contro Stefani, arriva a rimorchio Marco Tremolada, sbroglia Maniero, Brusa sul capovolgimento di fronte, chiuso da Trabattoni. Maniero chiuso da Marco Tremolada, riparte Trabattoni, arriva Fiazza, vede che non ci sono spiragli, torna indietro. Fiazza, Tremolada, Cirino, si propone Fiazza sulla sinistra, nell'angolo, serve Marco Tremolada dietro la porta, Marco Tremolada cerca di uscire, torna indietro, azione solitaria, mancano 10 secondi per tirare, Marco Tremolada torna verso la metapista e tenta il tiro Fiazza e il fallo in attacco di Mattias Cirino. 5 i falli di squadra per il Seregno, sono 3 per il Novara, quasi 10 minuti di gioco in questo secondo tempo, che vive di fiammate e di più lunghi momenti di controllo. Ora Mele elude la marcatura di Trabattoni, scusate. Si salva Reggio, il tiro di Cirino. La deviazione di Stefani, la palla si impenna, tocca al soffitto. L'arbitro opta per la contesa, non avendo deciso l'ultimo che è stato a toccare. Cirino, il tiro di Cirino viene rimpallato questa volta in modo chiaro da Stefani. Palla affidata al Seregno nell'angolo a sinistra di Bernardelli. 15 minuti esatti da giocare in questa ripresa, il tiro di Trabattoni si impenna, niente di fatto. Ora Febbo cerca di arginare la discesa di Stefani, lo spinge in angolo. Stefani in angolo, torna indietro, torna sui suoi passi, imposta su Mele che parte da Maniero. Maniero parte da lontanissimo, verticale di Maniero, il tiro di Maniero, la parata di Reggio. E poi il palo di Fortina sul rimpallo, si salva il Seregno che sul capovolgimento di fronte ha un tiro senza presa di Cirino, ma ancora palla per i giocatori in maglia bianca e verde.
Cirino dietro la porta, Cirino dietro la porta, gestisce palla, cerca uno spiraglio, preferisce servire Trabattoni a centropista. Trabattoni, Fiazza sulla destra, Fiazza si accentra, Trabattoni, azione personale di Trabattoni, tiro di Trabattoni! Tiro mancino di Trabattoni, non trova la porta. Sfrutta bene il suo mancino Trabattoni, bene ma non benissimo perché non trova la porta, ma si era smarcato bene. Ancora Seregno, molto volitivo in questa fase, cerca il gol che riapra l'equilibrio della partita. Novara avanti di 2 reti, 13-23 a giocare. Fiazza porta a spasso la pallina per la pista. Serve Febbo a rimorchio. Febbo si accentra, Febbo tenta il tiro, rimpallato da Fortina, ancora Febbo, sbroglia Fortina, Febbo però continua nell'azione di pressing, riparte Maniero, il lancio di Maniero in mezzo è liberato da Reggio. Maniero, Stefani, Maniero, solito movimento ad accertarsi di Maniero, che ha già pagato 2 volte, ma questa volta no. E la panchina del Seregno vuole parlarci sopra. Siamo a metà del secondo tempo. Nessuna marcatura in questi primi 12 minuti e mezzo di ripresa. Punteggio ancora sul 3-1 come prima dell'intervallo. Partita bella, con veloci capovolgimenti di fronte. C'è un piccolo problema al casco di Reggio, intanto ci sarà un supplemento di time out. Il regolamento consente al portiere qualche secondo in più per sistemare il proprio equipaggiamento assolutamente ingombrante. Leonardo Reggio torna in mezzo ai pali, si accoscia sulla pista e si può ripartire con Mattias Cirino, Fiazza, Febbo, Fiazza, riprende un po' il suo tradizionale gioco a centropista, arriva a rimorchio Trabattoni, Fiazza, il fallo di Stefani, fallo personale di Stefani, si scusa Stefani per l'irruenza, fallo di gioco senza animosità. Fiazza dietro la porta per Cirino, Cirino la butta in mezzo, la palla è lì in mezzo, Febbo alza la palla. L'arbitro fischia l'irregolarità all'attacco. Febbo ha cercato di trovare lo spiraglio giusto alzandosi la pallina in mezzo all'area. Bernardelli non si è lasciato sorprendere. Gallotta. Perde la palla Gallotta per l'intervento di Cirino. Cirino in azione solitaria resiste ad un paio di cariche, poi viene sospinto all'angolo. Palla affidata al Seregno. Febbo.
Febbo arretra, incrocia Fiazza, Trabattoni per Cirino, Fiazza, Cirino, blocco di Febbo, il tiro di Cirino, l'intervento di Stefani, ancora Seregno, il tiro dalla lunghissima distanza di Fiazza, Bernardelli chiude la strada, può ripartire il Seregno, c'è un giocatore a terra, è caduto Stefani, l'arbitro non ha ravvisato irregolarità, solo uno scontro di gioco, preso un colpo, Stefani viene invitato a uscire, comunque esce Ortiz, entra Ortiz, l'arbitro ha fischiato non per ravvisare un'irregolarità ma semplicemente per tutelare il giocatore a terra. Seregno in attacco, 10 minuti abbondanti ancora da vedere qui al Palazzo Maschini, Seregno che cerca la via della rete con buona determinazione. Trabattoni viene di sinistra, Trabattoni tenta il gol di aggiramento ma chiude troppo presto e non sorprende Bernardelli. Bernardelli non si è lasciato sorprendere per una conclusione che comunque probabilmente si sarebbe bloccata sul palo. Novara, Maniero a pochi centimetri, non trova la deviazione sull'assist di Gallotta, ancora Seregno a impostare, Seregno che ha cambiato molto atteggiamento per forza di cose. Non si capiscono Cirino e Trabattoni, palla sprecata, avanti Novara, Gallotta, Brusa, Maniero e tutto per linee esterne, Ortiz tenta azione personale, la butta in mezzo, Reggio precede Gallotta e poi Gallotta commette fallo, non è d'accordo il giocatore e riparte ancora Seregno, ancora Cirino, azione personale, lo tiene ancora bene la difesa costringendolo ad uscire, il tiro di Fiazza, si perde sulla balaustra, forcing del Seregno, Cirino lancia in mezzo, troppo su Bernardelli che può liberare, 9 minuti, Ortiz, binario sinistra, azione personale, si allarga, si ferma, torna indietro e reimposta, il tiro di Brusa, la palla su Maniero, si chiude Reggio, palla no, scusate, non su Maniero, su Gallotta, Reggio chiude i gambali sulla pallina e sulla contesa è ancora Novara a impostare questa azione offensiva. Ortiz recupera palla Febbo, costretto a girare troppo a largo. È l'infrazione del Seregno, che però recupera con Marco Tremolada. Marco Tremolada è entrato al posto di Trabattoni. Fiazza per linee esterne, si propone Febbo, anche lui costretto a uscire, Febbo il suo tiro, molto velleitario ma tenta lo stesso Febbo di recuperare, lotta con Brusa e alla fine il fallo è di Febbo. Settimo fallo di squadra del Seregno.
Ortiz, Maniero, Brusa, Maniero porta a spasso la palla, rallenta il ritmo, appoggia Brusa che arriva a rimorchio, Brusa centrale il tiro di Brusa, Cirino, Piazza, Febbo tenta di verticalizzare, blocco di Tremolada, ancora Febbo, cerca la sponda di Tremolada, fiacco il tiro, senza pretese, va con l'altro appoggio. Palla Novara che può gestire ancora un po' di orologio che lascia ancora molto tempo, ma è più amico dei piemontesi in questo momento. Cirino, Ortiz dietro la porta, arriva Maniero, il tiro di Maniero, palo secco di Maniero, bel tiro, bella conclusione. Il 96 azzurro però stampa il palo. Il rumore del palo colpito si è sentito nitidamente anche qui da noi in tribuna. Piazza il tiro, sul rimpallo Giordano, Piazza, azione personale. E l'arbitro dà ragione al Novara. Giaroni protesta. Ortiz. Febbo e Tremolada chiudono Ortiz. Tremolada esce con la pallina sulla stecca. Non si intende con Giordano, azione sprecata. Tremolada ancora su Ortiz, in mezzo per Gallotta colpisce la palla troppo da sotto e la impenna oltre ogni ragionevolezza. Febbo, Ortiz recupera la palla su Febbo, Ortiz. Arriva a rimorchio Gallotta, stupendo Reggio che salva questa situazione complicata. Il tiro di Febbo, la deviazione di Bernardelli, colpisce il soffitto. Sarà palla 2. Tiro di Febbo, generoso. Ed è time out. C'è bisogno ancora di un time out in questa partita. Lo ha chiesto Campanati per gestire al meglio gli ultimi 5 minuti di un secondo tempo, 5 minuti di un secondo tempo che non ha visto reti, ha visto comunque un buon numero di occasioni di gioco, di occasioni di gol da una parte e dall'altra. Novara che sta amministrando con saggezza, con mestiere questa partita. Seregno che attacca con lucidità, qualche frenesia, ma complessivamente un attacco ordinato. Due squadre che sembrano in salute in questo momento. Si riprende, palla 2, Maniero contro Cirino. Pronti per il fischio dell'arbitro, vediamo chi vincerà il rimpallo. Cirino, azione personale, Giordano! Il tiro di Giordano si blocca
in mezzo ai gambali di Bernardelli, ancora palla 2, ancora palla 2 alla destra di Bernardelli. Nel frattempo sull'azione precedente Cirino era caduto, ma l'arbitro non ha avvisato scorrettezze. Il tiro di Fiazza, palo, incredibile questo palo da centropista. Fiazza ha trovato un palo in un angolo dove Bernardelli non ci sarebbe mai arrivato. Bel tiro di Fiazza da centropista. Rapidamente riposto in equilibrio il conto dei pali. Palo per parte del giro di 3 minuti. Una partita all'insegna dell'equilibrio. Risultato che va certamente stretto al Seregno. Anche se Novara comunque ha interpretato un'ottima gara. Ma mancano ancora circa 4 minuti. Vediamo se Seregno riuscirà con le ultime energie a ristabilire il risultato. Ora è Seregno che imposta. Fiazza il suo tiro, serie di rimpalli, pallina in angolo, pallina in angolo, pallina in angolo, esce vincitore Cirino, Fiazza, Febbo, Cirino tenta il tiro, molto chiusa la difesa del Novara, tiro che non trova fortuna. Velleitaria invece la conclusione del centropista di Febbo, libera il Novara. Ultimi 3 minuti, ancora Seregno in recupero, Febbo, vediamo cosa fa. Tenta il tiro, la parata di Bernardelli, pallina che danza in area, nessuno trova il guizzo vincente e sul rilancio Brusa colpisce l'arbitro. 2 minuti e 30. Novara amministra. Adesso sì, il cronometro sta diventando un caro amico dei piemontesi che lasciano scorrere i secondi. Fra poco sarà 2 minuti residui, sarà l'avviso degli ultimi 2 minuti. Maniero. Cirino lo contiene molto bene. Efficace l'azione difensiva di Cirino su Maniero, sul capovolgimento Giordano. Ancora Bernardelli trattiene la palla. 1,52 da giocare. Ancora Bernardelli a neutralizzare il tiro di Giordano. Un minuto e mezzo, l'alza e schiaccia di Cirino, Seregno molto coraggioso, molto ammirevole questo serrato finale del Seregno che non ci sta a perdere, attacca con energie che sono chiaramente al lumicino. Fallo di Brusa su Cirino, fermate l'orologio. Orologio che è corso per un paio di secondi in maniera gratuita oltre il fischio di Scozia.
59 secondi mancano alla conclusione. Seregno a questa punizione al limite dell'area, Cirino è poco più indietro Giordano, Febbo in mezzo all'area a sfruttare il rimpallo, il tiro di Giordano, il rimpallo spinge all'esterno la pallina, sul capovolgimento Maniero serve Ortiz, Maniero contro Cirino, Novara che ora farà scorrere impietoso il cronometro, Febbo contrastato da Ortiz, l'arbitro ravvisa il fallo, Febbo vorrebbe qualcosa di più, Cirino cerca di sorprendere Bernardelli, il fallo di Ortiz su Febbo era un fallo di mestiere, l'arbitro non ha ravvisato gli estremi per un fallo più grave. Ultimi 30 secondi. Ultimi 30 secondi. (23 secondi), palla sulla stecca del segno, il tiro di Giordano, la parata di Bernardelli, Fiazza in mezzo, arriva Febbo, ancora Bernardelli, Brusa porta la pallina avanti per i suoi, lo contrasta Fiazza, mancano 3 secondi, Novara amministra questa pallina, suona la sirena, suona quindi la sirena. Il punteggio finale qui al Palazzo Maschini di Seregno dice Seregno 1, Azzurra Novara 3. Le reti per il Seregno Mattias Cirino, per il Novara 2 reti per Maniero, migliore in pista secondo noi, certamente il migliore dei suoi, mentre per il Seregno ottima la prestazione di Fiazza e Cirino, che hanno giocato quasi tutti 50 minuti. Quindi dicevamo per il Novara un gol di Brusa, 2 gol di Giorgio Maniero, e con questo direi che è tutto. Bella partita, risultato un pochino stretto per il Seregno, ma certamente Novara ha qualcosa in più come caratura e l'ha fatta valere. Grazie a tutti, arrivederci e a risentirci al prossimo appuntamento con l'Hockey Pista qui da Seregno.